Bene banco in casa Amaranto, la trasferta nella Riviera dei Cedri a Scalea, laddove gli uomini di Giuseppe Misiti sono chiamati a riconfermare le ottime indicazioni offerte nella gara vinta per 3-0 contro la Stilo Monasterace Calcio. 4-3-3 il sistema di gioco adottato dal tecnico reggino, che propone Morabito tra i pali, linea 4 difensiva da destra verso sinistra con Lavilla, Foti, Cordova e Polimeni, centrocampo a 3 con Verducci, Tersino e Puntoriere, in avanti Cappelletti, Franzò e Beceiro, che nell'ultimo match ha marcato per ben 2 volte il tabellino. Arbitra Dario Milea della sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Giovanni D'Amico di Lamezia Terme e Raffaele Salituro di Cosenza Padrino. Al film di questa sfida, al quinto occasione Amaranto con l'imbucata di Verducci per Franzò, chiuso da Jarà. Al 14esimo ci provano i biancostellati con la punizione di Barbarossa, che termina di poco al lato. Un giro di lancette più tardi, ancora Scalea pericolosa con Rossitto per Panassidi, che calcia dalla distanza mandando sopra alla traversa per correre un brivido lungo la schiena di Morabito. 17esimo occasione Reggio, Beceiro per Polimeni, mette sul primo palo per Franzò, che manda sul fondo. Termina così una prima frazione di gioco avara di emozioni, squadre negli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo un giro di lancette, corner di Puntoriere sul secondo palo per Foti, che colpisce di testa mandando in bocca a Calandra. Ci riprovano gli Amaranto 9 minuti più tardi, recupero palla di Verducci, che scambia con Puntoriere. Incredibilmente Verducci da pochi passi manda alto col piede debole. 61esimo, Beceiro apre a destra per Lavilla, che mette dentro un cross per Cappelletti, ci prova in rovesciata, respinta ottimamente da Calandra. Che occasione per la Reggio Mediterranea, che acrobazia da parte di Cappelletti. Termina la partita di Franzò, al suo posto esordio stagionale per il classe 2007 Battaglia. Reggio che continua ad offendere, corner di Verducci messo sul secondo palo per Foti, che prova un colpo di tacco complicato. Scalea che chiude in avanti al 79esimo, punizione di Di Biase, che termina di poco sul fondo. Nel finale scampo di gara per Falzia e Buda, il luogo di Terzino e Lavilla. Non accade più nulla al Longo Book, è 0-0 tra Scalea e Reggio Mediterranea. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.